Signore e signori, ladies and gentlemen, benvenuti al salotto. Facciamo così un applauso sporadico, spontaneo, perché poi ci saranno tanti artisti. Grazie. Anche per incoraggiare, perché abbiamo adesso, come dire, rompiamo il ghiaccio questa sera, signori e signori, ma noi tra poco avremo modo di ascoltare diverse situazioni. Arriveranno i Cieli Neri su Torino, arriverà Davide Berardi e sono già qui sul palco, ladies and gentlemen, un power trio, cioè tre praticamente che fanno una band come quella di Jimi Hendrix. Abbiamo qui i Natura Umana. Ciao, oh, benvenuti, benvenuti. Allora ragazzi, io so che questa potrebbe essere, come dire, l'estate che potrebbe cambiare almeno la vostra vita a livello di band, perché vi ho visto molto determinati, state facendo delle, diciamo, esplorazioni in giro, perché fra poco può essere anche che andate a registrare, anzi è già programmato a settembre, vabbè ci siamo ormai, 4 o 5 settimane. Quindi questi sono, diciamo, dei test che state facendo, e abbiamo degli inediti qui pronti da sentire. Sì, tutti inediti. Tutti inediti, non è che dici, quindi noi diciamo già, vabbè, però poi la si ha e poi vediamo. Vabbè. Comunque adesso siamo in streaming su Corto Corto e abbiamo il piacere di cominciare questa puntata qui al Lab del Salotto con che brano? Adesso che? Adesso che? Adesso che cominciamo, signori e signori, Natura Umana con Adesso che? Sono stazioni senza mai riserve, e senza se, e senza ma. Io sono ancora qui a pensare a te, adesso che non lo so cosa mai dirò. In questo treno senza fermate io pregherò. Adesso sai, adesso so che non mi tradirai. Che colpa mi trovo su questo vagone, mi guardo intorno, vedo uno stregone, il suo sguardo così profondo ferma il presente di questo mondo, con due sassi ed i tarocchi pesca dal mazzo il bagatto ed il matto, con la testa mi fa un cenno verso il mio futuro ancora incerto, e senza se, e senza ma, io sono ancora qui a pensare a te, adesso che non lo so cosa mai dirò. In questo treno senza fermate io pregherò. Adesso sai, adesso so che non mi tradirai. Prenderò di petto il mio destino, con l'ultimo colpo in canna io sparerò verso questo cielo infinito, e ti cercherò e ti troverò in questo deserto del mio Dio, dove mi offrirà del bombino, sulla croce andrò, soffrirò e poi bestemmierò e urlerò, adesso che non lo so cosa mai dirò. In questo treno senza fermate io pregherò. Adesso sai, adesso so
so che non mi tradirai. Grazie. Natura umana, questa era adesso che abbiamo cominciato con questo brano, e anche ho accennato insomma che è un inedito, state facendo tutti gli inediti, uno dice ma quindi perché avete parlato di settembre? Perché se non sbaglio diciamo voi avevate intenzioni più normali, dice cominciare a registrare e poi andiamo a registrare, poi vi hanno chiamato al Rock Targato Italia. Targato Italia, abbiamo stoppato e detto facciamo bella figura lì. Aspetta il microfono. Facciamo bella figura lì. Quindi siete preparati per Rock Targato Italia. Lasciamo perdere il resto. Il resto, poi dopo Ci hai Rock chiamato tu, hai detto lasciamo perdere e partiamo a settembre. perché facciamo le cose come dire, come il rock, bello quadrato, anche lì una cosa alla volta. Sì, perché poi tra il lavoro, gli impegni il resto no, è chiaro, chiaro. Non è facile. Senti, e com'è andata Rock Targato Italia? Avete conosciuto altre situazioni, altre Sì, bene? sì, per noi è andata bene nel senso che sembra che abbiamo fatto una buona impressione, a noi quello contava. È stata una bella esperienza, Una bella diciamo. esperienza, Una bella sì, esperienza. Adesso vedremo come va anche questa sera qua sotto, ma direi che Speriamo. sta andando bene. Allora, dopo adesso che cosa succede? Adesso sangue del mio sangue. Ahia, entriamo ancora più, diciamo, andiamo più nel profondo. No, qui l'ho scritta per mia figlia e riguarda tutti i papà, diciamo. Tutti i papà, allora questa è una canzone che dedichiamo a tutti i papà, quindi la dedichi anche a me, avete anche un pubblico giovanissimo, quindi meglio così, perché c'è tua figlia, poi sono le sue amiche. Mia nonna. No, diciamo, spaziano diciamo, tra tre generazioni. Tre generazioni in natura umana e questo è sangue del del mio mio sangue. sangue. Sangue del mio sangue, occhi dei miei occhi, vita che va, vita che viene, tu crescerai e amerai questa terra che piatta più non è, ed io ci sarò per proteggerti da questo vento che soffierà contro te, ti terrò stretta a me e intanto tu andrai sulla tua strada, incontrerai mondi nuovi e cieli che riserveranno sorprese per te. Sangue del mio sangue, occhi dei miei occhi, vita che va, vita che viene, tu crescerai e amerai in questa terra che piatta più non è, e quando paura avrai nello specchio ti guarderai, i miei occhi rivedrai, la tua anima conoscerai, e quando sentirai quella fiamma bruciare in te, non sarà altro poi che il mio ricordo vivo in te, e donna diventerai e madre poi sarai, madre come la terra, una madre senza guerra, e piano piangerai e piano riderai di questa vita che sarà solo un gioco per te. Sangue del mio sangue, occhi dei miei occhi, vita che va, vita che viene, tu crescerai e amerai in questa terra che piatta più non è.
Natura umana, questa era Sangue del mio sangue, il secondo brano che abbiamo ascoltato in questa scaletta dove vengono fuori diciamo gli inediti che registrerete, poi magari qualcosa che lo sa, si aggiungerà, qualcosa magari verrà scartato, ma di sicuro diciamo gli elementi coinvolti in questa situazione siete voi tre. Allora Ivan, hai voglia di presentarci gli altri componenti del gruppo? Allora, Tanto siete pochi. Andrea alla batteria, Andrea alla batteria, facciamogli un applauso ad Andrea. Fabrizio al basso. Fabrizio, questa è la base ritmica diciamo, e lo dico io, Ivan alla voce, voce e chitarra, perché non è che suona da sola, è chiaro. Va bene, quindi diciamo a livello del gruppo essere in tre può essere un po' più facile per coordinarsi. Diciamo. Poi dopo abbiamo un gruppo che sono in due, figurati, e l'altro da solo, quindi diciamo. siete già più complessi, però è ancora in quella complessità gestibile. Avete una sala prove voi? Avete una... No, andiamo in sala prove. Siete così, diciamo, un po' più nomadi nelle sale prove? Sì, nomadi. Dove capita? Lo so. Diciamo, quello della sala prove sarebbe poi una meta, magari dopo il disco, perché uno vuole... Però non andiamo... Sì, non abbiamo neanche la casa. Non andiamo sfruttati, non esageriamo. Magari a questo punto, quando fate la casa, poi pensi alla grande tavernetta. Va bene, non entriamo perché lo so che sono momenti delicati per tutti e invece pensiamo alle cose belle. La prossima canzone qual è? È ora. Ora. È ora. No, dico adesso, però che canzone facciamo? È ora. Ah, è questa qua proprio. E ora, signore e signori, ce l'abbiamo qua, Natura umana. Quanto tempo è trascorso senza me? Quanto tempo sono rimasto senza me? Gettando via il mio destino e la mia via. Ora sei qui davanti a me per parlare dei tuoi perché che hai dentro te, mentre la notte scende su noi, i tuoi occhi gridano libertà, libertà, libertà. Cosa farai? E ora dove andrai? Senza futuro e senza sogni navigherai in questo mare di speranze, di speranze. Oh, oh, oh. Solo tu riconosci il mio profumo, il mio profumo. Solo tu sai chi sono. Solo tu saprai dove andrò, dove andrò. E adesso scalda il mio cuore in questo inverno per amare in questa città dove tutto tace mentre la notte scende su noi, i tuoi occhi gridano libertà, libertà, libertà. E ora cosa farai? E ora dove andrai? Senza futuro e senza sogni navigherai in questo mare di speranze, di speranze.
Natura umana, è Grazie. ora, questo qua è il brano, è ora il titolo, non adesso, è ora, diciamo, è ora, però questo qua è il titolo del brano. Abbiamo in qualche modo, come dire, ficcato il naso in quella che potrebbe essere, diciamo, alcuni dei brani presenti nel vostro prossimo disco. Io adesso so che devi fare una cosa importante, cambiare la chitarra, passiamo da una Stratocaster a una Telecaster, lo dico così per gli amanti del genere. Adesso io non vado proprio a vedere il numero di serie, però la forma è quella lì, quindi, perché c'è anche una cordatura diversa se non sbaglio, adesso lasciamolo però muoversi con calma. Allora, le coordinate fondamentali per seguire quello che farete, immagino che sia la pagina Facebook, no? Bisogna mettere... Allora, ci trovate su Facebook, Instagram, Instagram. e a casa. È a casa, però adesso lì poi fisicamente, diciamo, invece con tutti i social basta fare natura umana, no? Bisogna scrivere natura umana e a quel punto vedremo poi da settembre che cosa succede. Non avete preso più altri impegni, diciamo, da qui a settembre? Siamo sicuri, non è che poi vengono fuori che dovete andare al festival bar e non avete registrato niente, no, vabbè. Quindi diciamo che possiamo darlo quasi per scontato. Adesso questo sarà l'ultimo brano, che vede anche un cambio di chitarra, dopodiché avremo una piccola pausa, adesso io riempio anche il buco, avremo una piccola pausa e poi continueremo con il nostro programma. Però diciamo adesso abbiamo un brano accordato in Mi, anzi in La con 4,40 se non sbaglio, perché proprio quello giù, so, il batterista è quello che mi hanno indicato, però la 4,40, se prima avevamo là un po' abbassato, funziona tutto, senti che la terra è sempre lei. Va bene, come si intitola quest'ultimo brano? Me Ivan? ne andrò. No, veramente, sembra No, dopo me ne sembrava vado. una scaletta fatta che mi fate prendere in giro, invece poi così. Me ne andrò, questo è il brano, in effetti questo è l'ultimo brano, quindi vi aspettiamo presto, facciamo un grosso in bocca al lupo, come dire, auguri di buona estate anche ai Natura Umana. Anche a voi. Me ne andrò, però questo non era quello che volevo dirvi io, era il vostro brano, il titolo è questo, Natura Umana. Diventata donna ed il coraggio ha preso fiducia in te. Quella valigia su quel letto, quanti ricordi porterà con sé. E mi volterò, non ti guarderò, aprire quella porta senza una scia, non mi resterà che andare via. E me ne andrò, oh, oh, lontano dai miei guai, lontano da te, ma i tuoi sorrisi saranno scolpiti in me. Quella carezza di un padre abbandonato dal suo amore mi ha guardato, mi ha abbracciato e poi sono crollato. E mi rialzerò con le mie gambe, camminerò verso l'infinito o verso queste stelle che ha scritto la mia via. E me ne andrò, oh, oh, lontano dai miei guai, lontano da te, ma i tuoi sorrisi saranno scolpiti in me. Sentire questa voce che batterà più del cuore, sentire questo vento come soffierà veloce, sentire questa voce che batterà più del cuore, sentire questo vento come soffierà veloce. E ritornerai più forte di prima e ci riconquisteremo ogni mattina. Mi sussurrerai che mi hai amato e mi dirai che mi hai desiderato e non mi resterà nient'altro da dire,
mi resterà soltanto reagire. Ritornerò, ritornerò, oh, oh, senza i miei guai, qui da te, e i tuoi sorrisi vivranno adesso in me. Ritornerò, ritornerò, oh, oh, senza i miei guai, qui da te, e i tuoi sorrisi vivranno adesso in me. Ritornerò, ritornerò, oh, oh, senza i miei guai, qui da te, e i tuoi sorrisi staranno adesso in me, in me. Ritornerò. Natura umana, grazie mille, Grazie thank a you voi. very much, in bocca al lupo, insomma vi aspettiamo poi quest'autunno, così sentiremo anche com'è andata questa registrazione. Adesso noi facciamo un brevissimo cambio eravate un po' scorti, vabbè, un po' di, diciamo, un po' di armonia libera, diciamo, armonia libera ci sta sempre. Adesso noi facciamo un breve cambio palco, ci prendiamo una piccola pausa e tra poco sarà il momento